Buon pomeriggio, benvenuti, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, il punto in un set inusuale in qualche modo, perché ci troviamo all'interno del Parlamento Europeo di Strasburgo. Non è la prima volta che realizziamo la nostra trasmissione proprio da questi studi del Parlamento Europeo, perché riteniamo opportuno anche informare i nostri telespettatori su quelle che sono le politiche dell'Unione Europea, cosa sta facendo questa Europa, del quale si parla quasi sempre male e poco spesso bene. Insomma, lo faremo ovviamente con i nostri con la nostra deputazione siciliana impegnata al Parlamento Europeo. Oggi devo dire deputazione siciliana allargata, perché vi presenterò gli ospiti tra poco, subito dopo la sigla, e capirete anche insomma perché vi dico questo. Allora facciamo così: oggi parleremo di tantissimi argomenti, ma non ci dimenticheremo ovviamente la nostra politica siciliana, che è principalmente la nostra politica regionale. Quindi sigla e poi subito con gli ospiti di questa puntata del punto dal Parlamento Europeo. Sulla sigla vi presento gli ospiti di questa puntata. Partiamo dalla mia destra, l'onorevole Giuseppe Lupo, rappresentante al Parlamento Europeo del gruppo SD, eletto nelle liste del Partito Democratico. Benvenuto, ex deputato regionale, insomma con una lunga esperienza alle spalle. Benvenuto a Giuseppe Lupo. Giuseppe Antoci, eccolo qua alla mia destra, eletto nelle liste del Movimento 5 Stelle. Benvenuto Antoci. Bentrovati. Alla mia sinistra, e qua è già questa è una notizia, perché non uno, è andata così. Non uno, ma due. Così. Onorevole Ruggero Razza, eletto nelle liste di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, fa parte del gruppo dell'ECR, ICR, come dicono quelli bravi qui al Parlamento Europeo. Uno straniero, diciamo siciliano di nascita, ma straniero insomma in qualche questa modo deputazione. Ciao Luca. In questa deputazione, Gaetano Pedullà, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, collega, giornalista, insomma sempre molto critico, insomma, eletto al nord. Eletto al nord, dove? Nel nord-est? Nel nord-ovest. Nel nord-ovest. Però faccio anche un po' di lavoro di supplenza nel nord-est. Quindi, un siciliano. Attenzione che ve lo ritrovate anche qua nelle isole. E poi l'onorevole Raffaele Stancanelli, eletto nel partito della Lega, fa parte del gruppo dei patrioti europei. Ben trovato Stancanelli. Allora, lo dico a tutti, questa trasmissione ovviamente come sempre di dibattito, come è caratterizzato il nostro punto. Vorrei che tutti quanti riusciste a spiegare di che si parla in Europa su alcune questioni fondamentali, del quale si dibatte molto sulla stampa, nel dibattito pubblico, ai nostri concittadini, perché molto spesso si sentono, lo dico a tutti, lontani da questi temi. Per esempio si parla molto di crisi dell'automotive, di questi dazi sempre presenti in questi giorni sui giornali da parte dell'America, quindi l'Europa che risponde. Si parla di Green Deal, di PNRR, insomma questi soldi come vengono spesi, se vengono spesi. La notizia degli ultimi giorni è appunto che la Sicilia ne spende solamente il 13%, almeno al momento, di questi fondi del PNRR. Voi avete avuto anche in questi giorni l'onorevole Fitto, che è il commissario, vicepresidente della Commissione Europea, commissario appunto alla coesione, che ha cercato di spiegare anche queste questioni non solo all'Italia ma anche a tutti i paesi fanno parte dell'Unione Europea. Da dove cominciamo? Poi ci sono le questioni che riguardano l'immigrazione, Al-Masri, lo spyware, insomma queste questioni poi delle quali noi parliamo spesso e che leggiamo si coniugano anche nella vita dei nostri siciliani. No, vabbè, da chi partiamo? Partiamo da Antoci, perché ce l'ho più vicino, non per altro. Antoci, allora. No, certamente ci sono dei temi che in questi giorni offuscano la testa dei cittadini anche e dei siciliani. Ne abbiamo citati alcuni, queste vicende legate a questi scontri con la magistratura, le vicende che hanno accompagnato queste giornate con il libico riaccompagnato a casa. Ecco, io penso che noi dovremmo fare chiarezza su una necessità. La necessità è quella
che noi non abbiamo bisogno di un paese che ha fuochi accesi ovunque. Abbiamo bisogno di un paese che metta intanto in fila le priorità, e quelle priorità sono un po' le cose che trattiamo anche qui in Europa, e noi ci rendiamo conto ogni giorno di più come la nostra azione vada a finire nella testa, dentro le case e le famiglie dei cittadini. Questo vale per i temi che ho citato, vale per i temi legati al Green Deal. È chiaro che però occorre, parlavo di priorità, perché ci sono delle priorità che vanno trattate. Per esempio sul scontro in atto con la magistratura, è chiaro che il tema è preoccupante. Io ho presentato un'interrogazione parlamentare dove ho contestato questa riforma, l'ho presentata in Europa e alla Commissione, perché ritengo che la Costituzione della creazione dell'Alta Corte, creata in quei termini, non sia come dire, un'attività che aiuti la magistratura a fare il proprio dovere senza preoccupazione. A volte ci sembra che ci sia a volte un clima intimidatorio. Io penso che invece vada riappacificata questa vicenda. Mi ha fatto piacere le parole. Scontro, diciamo, mi hanno fatto piacere le parole del nuovo Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, così come ho visto anche oggi alcuni esponenti del governo. C'è necessità di un dialogo, però il dialogo deve partire da dei dati, e i dati sono che certe cose non possono essere accettate. Noi siamo stati nel mondo, siamo, come dire, visti come la punta di diamante di questa importante attività sulla separazione dei poteri dello Stato. Dobbiamo mantenere questo clima di pacificazione, ognuno ovviamente nel rispetto dei ruoli. Questo è un tema, ce ne sono tanti, anche l'aspetto questo è legato... uno degli aspetti, diciamo, che poi si dibatte ovviamente, perché questo ovviamente è un luogo deputato alla politica, quindi si dibatte ovviamente anche dei temi nazionali. Lupo. Ma io penso che la cosa più importante da dire ai nostri concittadini è che la missione fondamentale dell'Unione Europea è quella di ridurre le diseguaglianze, e noi siamo molto interessati a questo: diseguaglianze territoriali, diseguaglianze di genere, diseguaglianze sociali. Quindi come Sicilia, come Sardegna, come Mezzogiorno d'Italia siamo tra i principali beneficiari, per esempio, della politica di coesione. Quindi si parlava anche di PNRR e trasferimento di fondi importanti, ad esempio per migliorare la qualità dei servizi, la sanità, il 30% circa. Che ne pensa, Lupo? Le faccio subito una domanda. Sociali. Che ne pensa di questo dato davvero basso, diciamo, della spesa dei fondi, insomma, che è stato evidenziato? Evidentemente un giudizio negativo del governo nazionale, del governo Meloni, ma dico, non perdiamo i fondi, quindi acceleriamo, facciamo tutto quanto è possibile da parte delle amministrazioni. In questo caso credo anche del governo regionale, perché insomma poi bisogna vedere, bisogna approfondire. Io penso che in alcuni casi anche da parte delle grandi città, penso alla mia città, ad esempio la città di Palermo, ha 311 milioni di euro di fondi PNRR per il recupero di tutta Costa Sud, e ancora i lavori non sono iniziati, quindi anche per questo siamo e sono molto preoccupato. Sarebbe davvero un peccato. In questo momento io penso che il nostro compito deve essere quello di fare quadrato e aiutare la Sicilia a spendere. Ecco, ad esempio, io sono disponibile, se posso, anche partecipare a un incontro, anche se fosse promosso dal Presidente della Regione, dal Presidente Schifani, per dire: cerchiamo insieme di trovare una soluzione a vantaggio dei nostri territori, della nostra Sicilia. Qui comunque rappresentiamo tutti i cittadini siciliani, e penso che al di là degli steccati politici abbiamo il dovere di far sì che le risorse che vengono destinate alla Sicilia possano essere utilizzate al meglio. Stancanelli è l'unico che alla seconda legislatura, quindi che ha, come dire, un po' di esperienza in più rispetto agli altri partecipanti a questo tavolo. Stancanelli, che cosa è cambiato, diciamo, dalla politica dell'ultimo Parlamento europeo ad oggi? Ha notato, diciamo, qualche approccio differente, diciamo, non lo so, anche una linea differente, diciamo, di questa Unione Europea rispetto ai grandi temi, ovviamente? Grazie anche per la domanda, che si riallaccia anche alla premessa che lei ha fatto in relazione a tanti problemi che ha elencato. Io penso che sia cambiato moltissimo, ma è cambiato grazie agli elettori.
Lei ha fatto riferimento per esempio al Green Deal, potevo fare riferimento anche all'agricoltura. Posso fare riferimento a 100 cose 100 perché cose. tutto poi Bravo. torna qua. Perché è cambiato qualcosa? Perché può cambiare? Ecco, perché può cambiare? Perché le faccio alcuni esempi. Il Green Deal, che è da un punto di vista progettuale una cosa bellissima, tutto verde, è bellissimo. La Tutti vorremmo, no? Tutti vorremmo. La verità è che non si sposa per come è stato inventato, pensato, realizzato con la produzione, con l'attività produttiva in agricoltura o nelle industrie. Ha fatto riferimento lei, per esempio, alle automobili. Cioè, come si fa a pensare che il Green Deal, questo obiettivo, possa raggiungere risultati positivi per l'occupazione e per la produzione quando si stabilisce che entro il 2035 le macchine devono essere tutte elettriche perché l'ossido di carbonio inquina sicuramente. Quanto poi gli inquinatori veri sono i cinesi e sono gli unici che costruiscono le batterie per le macchine elettriche. Cioè è una contraddizione in termini questa. Allora, per cosa può cambiare? Vede, i partiti che io chiamo pragmatici, i gruppi pragmatici, non voglio fare ideologia, non facciamo ideologia. Quali sono? I gruppi sono quelli del centrodestra, è inutile, ma io non lo volevo neanche dire per evitare che si dicesse che facevamo propaganda. Ognuno dirà I partiti pragmatici, cioè che vogliono progredire con le nuove tecniche per il verde, per la sostenibilità, ma che non vogliono ammazzare l'agricoltura. Parlo di agricoltura perché nella passata legislatura ero in pesca e il pescatore veniva considerato colui il quale uccideva la pesca. Oggi sono in agricoltura e l'agricoltore è stato considerato, infatti le proteste degli agricoltori hanno sollevato un campanello d'allarme. E allora i partiti che chiamo pragmatici nella passata legislatura hanno fatto una battaglia grossa e perdevamo sempre. Sapete come funziona il Parlamento europeo, si vota a Strasburgo si vota con gli emendamenti su quanto propone la Commissione. Normalmente gli emendamenti dei partiti pragmatici raggiungevano 100-150 voti quando le raggiungevano contro 500 di tutti quelli che erano ideologizzati. Oggi sta succedendo una cosa diversa. Oggi si incomincia a vedere una come posso dire, quasi equiparazione tra i gruppi a secondo di come si sposta il Partito Popolare. Cioè tutto nelle mani del Partito Popolare. Cioè la destra, tutte le destre del Parlamento raggiungono circa 200 parlamentari sulla maggioranza è 360, quindi immaginiamo cosa potrà succedere. Ora incominciamo. Ma questo voglio dire, cosa significa? Che c'è una percezione diversa rispetto alla politica aulica, alta, alla politica ideologica che non ha raggiunto risultati. Io devo dire obiettivamente che in Commissione Agri anche alcuni parlamentari della sinistra, dei socialisti, hanno detto espressamente stiamo attenti a non mettere avanti soltanto l'ideologia e non la realtà dell'occupazione, della produzione. Cioè che sia, quindi secondo me questa legislatura, se si incomincia ora, perché sapete che la Commissione si è insediata il giorno a dicembre, quindi già incominciano ad arrivare i file, già stanno arrivando. Oggi c'è la possibilità di dimostrare che l'Europa non è quella matrigna che molti pensano che sia per i risultati che ha dato, ma sia una possibilità, lo diceva benissimo l'onorevole Lupo, c'è una grande quantità di risorse che se vengono indirizzate verso la produzione, verso coloro i quali lavorano, verso i quali producono, verso coloro i quali fanno agricoltura. Io sono fissato con l'agricoltura perché poi la Sicilia è terra di agricoltura. Ecco, penso che l'Europa possa essere un fatto positivo, al di là delle appartenenze e delle ideologie. Allora, nel frattempo c'è Gaetano Pedulla che non capisco se frigge da parlamentare, cioè, quindi di opposizione, da giornalista. L'importante è che frigga. Luca, grazie. Grazie, è la prima volta per me al punto, sono molto felice da siciliano per quanto eletto al nord, quindi con la capacità di vedere anche il sud e come è ridotto il sud. Puoi salutare tutta la famiglia e poi ti vedono finalmente. Da un'altra parte. Sono molto contento anche di questo. Guarda, parliamo in modo molto semplice e molto chiaro.
le cose vanno male. È inutile che stiamo a girarla come qualcuno vuole sistemarla. Le cose vanno male al sud. Hai fatto riferimento alla bassa spesa sulle risorse che ci sono e rischiano di andare molto peggio. Perché l'Italia, per farci capire in modo semplice, si sta isolando, altro che un'Europa che può migliorare spostandosi a destra. Questa Europa sta registrando una politica isolazionista da parte dell'Italia, che è protagonista di una serie di fatti nuovi anche eclatanti. Noi abbiamo appena protestato, ecco così facciamo, con questo manifesto. Che c'è scritto? Meloni ricattata perché rispedire un criminale come il criminale Al-Masri, che è stato rispedito col volo di Stato, un signore che ha stuprato bambini, ha ucciso persone, significa che abbiamo probabilmente dei rapporti inconfessabili con la Libia, lì dove si regolano i flussi. Gli americani essenzialmente apriamo un po' il dibattito. essenzialmente sono dei delinquenti allora. Gli americani sono responsabili un delinquente perché non avevano mai ricevuto. Gli americani sono responsabili di tante cose e allora noi diciamo cose che non stanno dovremmo tutelare gli interessi europei, italiani, siciliani. Dicono di essere sovranisti e poi fanno i sovranisti alla Casa Bianca. Noi invece diciamo che l'Europa deve avere più forza, perché i dazi, molte persone neanche sanno di cosa si tratta. Ecco, spieghiamo. È un'operazione. Quelli che hanno messo tutti quelli che non hanno interesse a favorire i nostri interessi. Gli interessi degli italiani, dei siciliani, li possiamo difendere solo noi. Non possiamo aspettarci che altri ci regalino nulla. Allora, se arriveranno questi dati, però spieghiamo. Però scusate, scusami. Prova a spiegare cosa sono. Spiega, puoi dire quello che vuoi. Scusami se ti interrompo un secondo. Io mi sono permesso di rispondere alla domanda del moderatore, senza fare politica, propaganda, polemica. Se tu posti questi problemi, allora siamo fuori squadra, fuori gioco. Facciamo un discorso palutato. Ma no, quale palutato? Ma che c'entra? Ma che c'entra questa cosa con l'Europa? Cosa può rappresentare per la Sicilia e per l'Italia con Giorgia Meloni? E questo negazionismo è preoccupante. Ma quel negazionismo io non nego nulla. Te lo spiego, nel momento in cui noi ci isoliamo, proviamo a fare anche accordi separati. Ma chi l'ha detto che ci isoliamo? Facciamo accordi separati con gli americani per rispondere ai dazi. I dazi cosa sono? Ma ancora non ci sono. Ma perché ti bagni? I dazi non ci sono ancora. I dazi li ha messi Biden e non ti ho visto ribellarti con Biden. Biden ha messo i dazi. E dopodiché erano rientrati. No, non sono rientrati mai. Non sono rientrati mai. Ora Trump parla di nuovi dazi. Ma parla, poi parla. Parliamo di una cosa concreta. Trump è un pazzo. Non l'ho mai detto che è un pazzo, ma lo dici tu. Se ne parla vuol dire che è mente di Lo fare. dicevate voi che è un pazzo. Noi diciamo che i dazi, che sono delle tasse sulle produzioni europee, quindi renderebbero ancora più difficile in questo per momento, le nostre imprese. Non ci sono ancora, in questo ma momento l'idea è di mettere il 25%, l'America vuole mettere il 25% dei dazi sull'alluminio, sulla produzione dell'alluminio. Questi sono già partiti, ci sono altri dazi, soprattutto sulle produzioni agricole, che sono estremamente preoccupanti. Un siciliano dovrebbe essere molto allarmato per questo tipo di notizie. Allora noi cosa diciamo? Che allora che c'entra per difenderci in Europa te lo spiego, per difenderci in Europa dobbiamo essere, come dire, tutti insieme a fare gli interessi europei. Se l'Italia attacca la Corte Penale Internazionale, attacca gli strumenti che abbiamo in Europa, si isola, e nel momento in cui si isola rende più difficile per l'Europa difendersi e rende soprattutto indifendibile la posizione italiana. O qualcuno pensa che l'Italia si difenderà da sola, affronterà da sola gli interessi americani o cinesi. Proviamo un attimo, facciamo anche rispondere all'altra parte politica. Tanto con la Cina, Via della Seta non l'ho inventata io, l'ha inventata Conte. Il multilateralismo è una risposta facciamo parlare a quel tipo di aggressione. Facciamo parlare un attimo Razza. Intanto grazie. Rispondo a Gaetano Pedullà in maniera molto semplice. Il governo di Giorgia Meloni oggi è la ragione principale per cui l'Europa ha cambiato alcune sue politiche. Il governo di Giorgia Meloni è un punto di riferimento importante per
tutto l'Occidente, e non lo dice il racconto di un parlamentare che è stato eletto in Fratelli d'Italia e quindi pensa che possa essere questo. Noi sappiamo come tutti gli stakeholders principali, penso Politico.com, che per te che sei stato direttore di più giornali sai che è il punto di riferimento della politica a livello internazionale, ha individuato in Giorgia Meloni il politico più influente dell'Europa. Quando è successo? 2 mesi fa. Hai letto cosa ha scritto Politico? Lascia stare, fammi arrivare. L'ha distrutta Politico. Ma è un articolo di Politico. Dopodiché, proprio perché noi siamo siciliani, se vuoi parliamo anche della vicenda Al Masri, visto che tu sei stato eletto più alto di noi invece viviamo sul confine dell'Europa e sappiamo benissimo che il tema della migrazione, che l'Europa ha rivisto con il nuovo patto per la migrazione e l'asilo che va in vigore nel 2026 e con il più vistoso calo di migranti, ci si arriva anche con un'azione del governo italiano. Come no, non è vero? Non è vero. Lo I dati ultimi, gennaio 2025 c'è il boom di migranti. Non puoi prendere i dati di un mese. Se prendi 3 giorni fa è arrivata un'altra nave, si riferiva a gennaio. Però quelli ruolo che l'Europa e l'Italia stanno 2024 sono drammatici. Non sono i dati 2024, tu hai preso i dati di 3 settimane del 2024, poi tanto legati proprio alla presenza di però negare che oggi l'Italia, te lo dico perché un autorevole nostro collega, non certamente della nostra parte politica, penso a Lucia Annunziata, si è presentata in televisione a dire: è inutile che andiamo a raccontare in Italia che l'Europa oggi non abbia visto e non senta il peso italiano, perché non è vero. L'Europa oggi sente il peso italiano. Allora voi dovreste in termini negativi, però. No, perché questo racconto di un'Italia isolata in Europa è il racconto che si veniva a fare prima che venisse nominata la Commissione, è il racconto che si veniva a fare. Non è una verità, non è una verità. Vi dà fastidio che oggi la maggior parte degli stati europei, su 27 stati, gli stati governati dalla sinistra, sapete quanti sono? 5. Certo. Quanti hanno firmato a favore la Corte Penale Internazionale? Tutti, solo l'Italia non ha firmato. Ma l'America, che è una grande democrazia, non l'ha nemmeno mai riconosciuta la Corte Penale Internazionale. Non possiamo fare una marmellata ogni volta per spiegare. Allora, un attimo, devo coinvolgere anche Andoci, che è isolato. Poi parleremo un attimino di Sicilia. È chiaro che vi fa piacere, e io lo capisco perché dà fastidio, vi fa piacere raccontare che oggi l'Italia abbia un peso politico. Ve ne dovete fare una ragione. Fra 2 anni e mezzo gli italiani voteranno. Oggi non si vede. E sai perché non si vede, Ruggero? Ma non è così. Perché il 13% di spesa, i ma soldi anche non 13, riusciamo neanche a sai utilizzarli. benissimo, ma come fate a dire cose sai benissimo per aver partecipato ieri con me, e così concludiamo, sai benissimo per avere partecipato ieri con me all'audizione del vicepresidente Fitto e del commissario Dombrovskis, che in Europa l'Italia per l'avanzamento del PNR è la terza su 27. Siamo al 43%, siamo al al media terzo, europea media, no, 55%. non è così, la media europea non è il 55%. Che ci ha dato Fitto e Dombrovskis proprio in audizione. La media europea siamo a onor del vero, siamo il terzo hanno paese detto in Italia, che adesso partirà, che adesso accelereranno perché siamo felici perché viene superato. Ma sempre la politica del futuro faremo, vedremo. Lo dico al giornalista, è vero o no che l'Italia è il terzo paese in Europa per avanzamento del PNRR? Sì o no? Ma perché l'Italia ha una quota così alta di finanziamento percentuale? Non giocare con me, Gaetano, non giocare con me. Siamo al 43% la quota alta. Sono argomenti testardi. 13% di spese in Sicilia. Se le persone sono contente, sono contento pure io. Non sono contento. Poi un attimo, mi fate parlare un attimo. È chiaro che Pedulla dice, poi io faccio davanti i numeri, dice poi tutto il racconto, dice, vediamo. Noi abbiamo intanto un rischio paese, un rischio Sicilia, e questo è chiaro davanti a tutti. Cioè, se noi non facciamo partire velocemente gli investimenti previsti, prima l'onorevole Lupo parlava di Palermo, ci sono altre fattispecie importanti in giro per la Sicilia, allora questi soldi verranno persi e guardate, siccome già ne abbiamo persi tantissimo, abbiamo la vicenda anche dei finanziamenti bocciati per l'agricoltura, cioè noi
non dobbiamo essere felici. Nessuno di noi è felice quando anche un avversario politico fa errori o addirittura non riesce pur volendo ad ottenere i risultati, perché quando non li ottiene il politico di destra, di sinistra, qualsiasi, e noi dobbiamo dire che siamo preoccupati. In questo momento quel 13% in Sicilia ci terrorizza. E allora ci terrorizza in una regione dove c'è un estremo bisogno anche rispetto ad altre che quei fondi vengano spesi, perché altrimenti noi qui in Europa, dove parliamo di coesione sociale, dove parliamo addirittura, l'Europa nasce proprio sul tema della coesione addirittura pensando a territori che hanno la necessità di avere una solidarietà maggiore rispetto ad altri. E vorrei ricordare che la nostra Sicilia ha tante aree interne. Queste aree interne, se noi a queste aree interne non apportiamo, mi viene da pensare alla provincia di Enna. Noi abbiamo una provincia dove, non per colpa degli abitanti della provincia di Enna, è costretta ad avere l'acqua pompata da pompe enormi, perché ovviamente la devono salire, come invece fa spesso l'acqua che scende. Dobbiamo pensare che sia necessario che quei costi non li pagano i cittadini di quel territorio, che non hanno certamente creato loro la morfologia di quel territorio. Allora io vorrei che noi comprendessimo che quando parliamo di questi numeri non è che ci accappona la pelle, perché questi numeri li dovrebbe, far velocizzare il governo Schifani, ma fosse stato un altro governo io sarei stato a dire qui che quei numeri gridano vendetta. Allora noi dobbiamo fare in modo che i nostri cittadini, le nostre famiglie, sulle quali teste vanno a finire tutte le decisioni che noi prendiamo qua, vorrei segnalare che noi abbiamo una legislatura e legislazione che va a primaria, che va a finire per quasi il 70% negli Stati membri. Non stiamo parlando che noi qua abbiamo una grandissima responsabilità, ma la prima responsabilità che noi abbiamo da parlamentari, da gruppi politici, da italiani, è quello di dare valore a una parola che il Presidente della Repubblica ha pronunciato il suo secondo insediamento ben 23 volte. Quella parola è dignità, e noi non possiamo far perdere la dignità di un territorio stupendo come la Sicilia, che ha i soldi e non riesce a spenderli. Allora, ci fermiamo un attimo, la pubblicità, poi torniamo anche su questa storia delle aree interne che mi interessa, e la legherei e anche di quando si spendevano i soldi e come. Questo noi parliamo dopo la pubblicità. Rientriamo all'interno della nostra trasmissione di oggi. Il punto dal Parlamento europeo di Strasburgo. Ovviamente raccontiamo e cerchiamo di parlare, di calare i temi della nostra politica anche nell'aspetto, nella cornice europea. Con noi c'è l'onorevole Giuseppe Antoci del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Ruggero Razza di Fratelli d'Italia, poi coniugati ovviamente nei gruppi politici del Parlamento europeo. Abbiamo Gaetano Pedullà, che è siciliano del Movimento 5 Stelle, però non eletto nel Collegio delle Isole, però insomma sempre siciliano, quindi insomma può parlare con orgoglio, con orgoglio, come dice lui, anche della nostra isola. L'onorevole Raffaele Stancanelli, eletto nelle liste della Lega. Appena cominciata questa legislatura, cominciata almeno meno di 6 mesi, insomma, a conti fatti, anzi poco più di 6 mesi per la precisione, insomma c'è una lunga legislatura davanti, tanti temi ovviamente di cui si sta dibattendo in questi giorni. Prima di andare in pubblicità abbiamo toccato il tema dei fondi europei, no? La poca spesa dei fondi europei che in questi giorni è stata, come dire, su tutti i giornali, in termini molto critici. Intanto, per dare un messaggio giusto ai cittadini, diamone uno: che del ciclo di programmazione precedente la Sicilia non ha mandato indietro in Europa nemmeno un euro. E questo penso che debba farci contenti tutti. Io ho fatto parte del governo che ha fatto il maggior lavoro, si è concluso in questo scorcio di legislatura, e quindi dobbiamo essere contenti di questo. Oggi quale problema può avere la Sicilia e perché bisogna fare un po' più velocemente? Perché tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i fondi di coesione ordinari, i fondi di sviluppo e coesione, la nostra regione ha ricevuto una somma di finanziamenti di quasi 40 miliardi di euro. E quindi il rischio che ci possano essere dei ritardi a spendere una mole di denaro così grande è dietro l'angolo. Ecco che è servita il lavoro dell'Unione Europea. Ecco, io mi ricollego molto a quello che diceva poco fa il collega Antoci: le regole che arrivano dall'Europa hanno degli effetti negli Stati membri.
L'Europa ha lavorato ad un regolamento, il regolamento Restore, grazie al quale i fondi di coesione potranno essere utilizzati anche per le grandi calamità come la siccità, i terremoti, anche l'emergenza vulcanica, e in questo penso che il governo della regione siciliana debba iniziare a lavorare a una prima riprogrammazione di risorse per poter ristorare le imprese, e poi ci saranno le nuove regole della politica di coesione che devono consentire di fare quello che penso sia l'obiettivo di tutti, fare in modo che questa grande opportunità non venga ad essere un'occasione mancata. Dove mancherebbe l'occasione? Cioè dove si perderebbe? Io penso che noi dobbiamo aiutare i comuni. Tutto bene. Se dobbiamo dire una cosa che serve alla Sicilia in questo momento è aiutare i comuni, perché mentre i fondi che vengono gestiti direttamente dalle imprese hanno la velocità del lavoro delle imprese, molti comuni hanno, non in Sicilia, in ogni parte d'Europa, alcune esigenze di burocrazia e di sostegno alle macchine comunali che devono vedere un po' più impegnati. È stato immaginato un fondo, c'è una strategia del PNRR che ha messo in campo. Spendere il fondo. No, c'è un fondo per rafforzare la burocrazia che serve a fare in modo che non vengano perdute le risorse. Se noi aiutiamo i comuni a spendere presto e a spendere bene, probabilmente avremo fra qualche anno una Sicilia che non avrà come nell'ultimo anno il primato di essere la prima regione italiana per crescita, ma magari sarà riuscita ad arrivare a sfondare un grande obiettivo, il PIL di 100 miliardi. La Sicilia è una grandissima regione, ma oggi ha un PIL da molti anni ancorato attorno ai 92-93 miliardi. Riuscire, grazie al lavoro dell'Europa, a dare una crescita all'impresa, all'economia, al lavoro reale, penso sia un obiettivo che può unire. Sentite, io ve lo dico a tutti, adesso io diciamo, sembra che mi sia fissata con questa storia dell'automotive, che voglio dire è una questione diciamo, che ci appartiene poco. In realtà tutta questa storia parte anche da qui, perché insomma, l'Europa vuole decarbonizzare, come diceva poco fa l'onorevole Stancanelli, vuole eliminare pian piano il diesel al 2035, ma piano piano tutto il motore termico entro breve termine. Il tema è che diciamo, questa riforma importante, no, sta mettendo in crisi tutta Europa. L'esempio è la Germania con la sua industria dell'auto, la più forte al mondo per tanti anni, l'industria dell'auto tedesca, costretta a chiudere alcuni stabilimenti, costretta a reinventarsi e non ce la sta facendo. L'Italia pagherà e sta pagando probabilmente anche la crisi dell'automobile, e questo diciamo in termini reali. Poi, sempre calandosi nella realtà, è bellissimo avere delle strade in cui camminano solo auto elettriche che non inquinano, no? Antoci, che insomma possono andare nel suo bel territorio, in Ebrodi, no? senza inquinare, senza sporcare, senza permettere di non respirare quell'aria buona che producono quei territori. Poi però diciamo, l'auto elettrica, io faccio fatica a immaginarla che cammini in Sicilia con tanto chilometraggio, no? Senza stazioni di ricarica, con la possibilità di mettersi in macchina e arrivare fino a un certo punto e poi fermarsi. Ci innamoriamo di questa idea meravigliosa. Se no dico fa fatica questa storia, no? Ma io mi ero permesso, scusa, Prego, certo. mi ero permesso poco fa. Diciamo, sembra, per concludere il pensiero, e poi insomma che vi lascio alle vostre riflessioni, è che sembra veramente, come dire, una riforma che non è calata anche questa nella realtà, o comunque poco calata. Ma mi ero permesso poco fa, in maniera serena, alla luce delle sue sollecitazioni, di evidenziare, siccome dicevo qual è la differenza, io ho voluto mettere in evidenza questa possibile differenza, perché ci sono i numeri, perché questo avvenga, per smantellare non il Green Deal o l'obiettivo che tutti vogliamo della decarbonizzazione, ma per smantellare una idea partorita dalla mente fervida, in modo particolare Timmermans, che è stato l'assassino delle politiche industriali europee. Veda, l'automotive che va in crisi in Germania non va in crisi solo in Germania, mette in difficoltà l'Italia perché la componentistica viene dall'Italia, quindi le fabbriche, i produttori del nord stanno, lo dico a un parlamentare del nord, sono in crisi perché è in crisi l'automobile. Ma perché in crisi l'automobile? Perché pensare al mondo migliore quando non si ha la capacità di proseguire, di fare un percorso, di ragionare,
Draghi ha detto con chiarezza, certo è bellissimo il Green Deal, ma ci vogliono 800 miliardi l'anno. 800 miliardi l'anno, perché non può essere a carico dei produttori, a carico dei cittadini, a carico delle famiglie. L'idea bellissima del Green Deal deve essere esattamente, è proprio questo. Allora, Stancanelli, un attimo, noi abbiamo preparato una scheda sulla crisi dell'automotive che mandiamo in onda e subito dopo ritorniamo ovviamente per dibattere anche questo tema. È in atto un cambiamento epocale. Si passa dalla produzione del motore endotermico, quindi benzina, diesel, al motore elettrico. Mentre alcuni marchi che continuano a puntare su diesel e benzina sono in forte crisi, è ormai certo che il futuro è nell'elettrico. Parliamo del mercato auto. L'Europa punta al Green Deal o Patto Verde, un insieme di iniziative politiche proposte dalla Commissione europea con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050. Sicuramente è qualcosa che va fatta per il bene comune, quindi non ci sono alternative. Secondo l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, nel 2024 in Italia sono state immatricolate poco più di 1.570.000 automobili contro circa 1.500.000 del 2023. Ma sono i primi dati del 2025 a portare il mercato dell'auto nuovamente in flessione. A gennaio sono state immatricolate circa 133.000 vetture, oltre 8.300 unità perse rispetto a un anno fa. Ma perché le auto, anche le city car, hanno costi così elevati? Le case automobilistiche, per rispondere agli standard di sicurezza sempre più elevati, hanno dei costi di produzione molto più alti rispetto al passato. L'elettrico è il futuro, cresce l'interesse verso questa innovazione, anche se solo per il momento il mercato è frenato. Sicuramente ci sono dei punti dolenti che sono un po' l'autonomia, che in realtà oggi con l'avvento degli ultimi modelli stiamo tranquillamente superando. Sul fronte della transizione energetica dunque il mercato resta molto debole. La quota delle auto elettriche scende dal 5,5% di dicembre al 5% di gennaio e se migliora rispetto allo stesso periodo del 2024 è solo perché un anno fa l'attesa degli incentivi l'aveva fatta precipitare. Ma per il 2025 il governo ha chiaramente annunciato che incentivi non ce ne saranno. Le ibride segnano una lieve crescita, ma è la loro innovazione che al momento dà più sicurezza al cliente. Le persone preferiscono più un'alimentazione che sia per l'appunto a metà strada, quindi sono orientati più su un discorso di ibrido e in particolar modo di full hybrid, quindi benzina ed elettrico, proprio per non avere quell'ansia da autonomia che viene percepito sull'elettrico. Il mercato dell'auto a questo punto cosa chiede all'Europa? Le infrastrutture sono sicuramente un po' carenti, quindi dobbiamo puntare a moltiplicare le colonnine e da parte nostra invece investire, innovare per superare lo scoglio dell'autonomia, che sicuramente l'ansia d'autonomia è il principale problema che noi incontriamo con i clienti. La scheda era relativa ovviamente alla crisi dell'automobile in tutta Europa. La riflessione è questa: c'è l'automobile che vive tre crisi in una, no? Guardo Pedullà, guardo Razza, guardo Antoci, guardo Stancanelli, tre crisi in una certamente la concorrenza, quella del mercato cinese, perché per tutta questa componentistica è inutile, si fa riferimento a proprio a quel mercato. Le auto elettriche che non piacciono, proprio per quello che dicevamo prima, no? Perché uno quando si compra una macchina che costa tanti soldi vuole sapere quantomeno se la può ricaricare, dove la deve ricaricare, come la deve ricaricare, 400 km, quanti chilometri può fare, insomma se andare da Catania a Palermo diventa un problema, allora diventa un problema anche l'acquisto di questa automobile. E poi perché ai giovani non piacciono più le automobili così come le intendiamo noi, no? Una volta l'automobile era uno status simbolo, oggi insomma c'è anche questa di crisi, cioè i giovani non comprano più le auto perché non la vedono più come uno status simbolo. Come se ne esce da questa questione? Guarda, non mi sottraggo perché il tema è importantissimo e ora parliamo anche di questo, però fammi fare una premessa, anche riallacciandoci al discorso precedente. Io ritengo che il più grave problema di Fratelli d'Italia, ma diciamo delle forze di maggioranza oggi nel Paese, sia la mancanza di classe dirigente. Poi vedo lavorare Ruggero e Stancanelli nelle commissioni e devo dire che per fortuna che ci sono alcuni pochi parlamentari
com'è il sindaco di Catania, non ho difficoltà a dirlo. Enrico è un bravissimo giovane sindaco che, come dire, fa emergere, come dire, volontà e già capacità. sono 3. E già sono 3, ma ce ne sono anche altri. Il 100% delle persone che sono il 100% delle persone che riescono a bloccarmi anche quando pensa un po'. Ma adesso arriva il resto del discorso. Il punto è che l'Europa, che si sta spostando verso destra, ha una concezione rispetto ai problemi concreti. Ora stiamo parlando di automotive, poi spero parleremo anche di agricoltura, appunto, che è una posizione suicida, perché quando von der Leyen, abbracciando il report Draghi, ma anche in parte il report Letta, ci ha presentato 2 settimane fa la bussola per la competitività, cioè il programma economico dell'Europa per i prossimi 5 anni, ci ha detto sostanzialmente, lo spiego facile, che saranno cannibalizzati i fondi di coesione per raggiungere gli obiettivi che l'Europa ha messo al centro. Il primo di questi obiettivi è la difesa, quindi più armi, più missili, più bombe, perché lì pensano di andare. Quando tolgono dai fondi di coesione, significa che tolgono alla Sicilia, per farci capire facile, tolgono alla Sicilia risorse oggi già insufficienti e importantissime. Quindi insieme alla poca spesa ci saranno anche meno soldi da spendere in futuro. Arrivo all'automotive, il punto: l'automotive risponde a una logica che era stata immaginata, il Green Deal, che intanto non ha gli obiettivi nel 2035, non ci saranno più le auto che non siano elettriche, non si produrranno più motori non endotermici, ma chi ha il motore endotermico potrà continuare a utilizzarlo per gli anni successivi. Ma l'obiettivo era, come dire, di accelerare un processo verso, come dire, la sostenibilità ambientale. Abbiamo problemi che tutti conoscono e vedono, i cambiamenti climatici, gli effetti che sono tangibili anche in territorio. Diceva è giusto, però diceva Stancanelli una cosa, diceva è bellissimo, però il problema è che lo stanno pagando solo i cittadini. Ecco, il punto è questo, che deve essere accompagnato questo processo da politiche pubbliche. Noi abbiamo proposto come Movimento 5 Stelle uno SURE per l'automotive, cioè come abbiamo affrontato la pandemia con dei fondi pubblici, affrontiamo nella stessa maniera la crisi gravissima dell'automotive con dei fondi pubblici. Per far questo, tra l'altro, abbiamo raccolto già tanti voti nel Parlamento, ora continueremo a proporlo finché speriamo non si realizzi, perché non possono essere i cittadini a pagare questo costo, ma è un progetto, ma noi l'abbiamo sempre detto, ma il progetto che oggi ci propone von der Leyen a trazione di destra è un progetto che anziché risolvere il problema lo aggrava. Ecco perché siamo molto critici e molto preoccupati, proprio perché vogliamo gli interessi dei cittadini. Ma von der Leyen non è attrazione di destra. Stancanelli, Antoni, Razza, sia nella maggioranza esprime anche il vicepresidente, lo è l'Italia nella maggioranza. Ursula non ce l'aveva. Falli parlare un po', diciamo che se dobbiamo fare ricostruzione storica, la commissione von der Leyen prima viene eletta con il voto dei parlamentari e ha fatto del il Green Deal, 5 Stelle, e ha fatto quel Green Deal che oggi il Movimento 5 Stelle pensa debba essere sostenuto con un fondo straordinario per fare dell'altro. No, la verità è successo qualcosa? No, credo. La verità è successo che grazie a una politica non lungimirante si è fatta della ideologia scelta economica, e quando tu fai della ideologia scelta economica vai o rischi di andare a prendere il portafoglio delle persone. A ridurre le emissioni ideologia. Ma ridurre le emissioni non è ideologia. Allora? Farlo entro il 2035 con tutta la retorica e la prosopopea che ha posto in campo Timmermans era ideologia, semplicemente perché? Perché tu non puoi pensare di convertire un intero comparto industriale in un tempo così limitato, perché poi ci sarà quello che si sta verificando in Germania e a cascata in Italia, che ci sono persone che perdono il lavoro, perché salta per i tempi. No, anche sono altre le ragioni. Le ragioni la programmazione non è che si programma le industrie, programmano a un anno. Però io concludo su una cosa, così voglio concludere. Il tema è che questa rivoluzione la stanno pagando i cittadini, cioè fammi concludere. Oggi c'è una posizione che vede assieme già 8 grandi stati dell'Unione Europea, che ha avuto l'apprezzamento del Consiglio europeo, ed è il non paper portato avanti dal governo italiano sull'automotive, che il ministro Urso è venuto a illustrare anche a tutti i deputati italiani. Cerchiamo di
calare nel concreto delle soluzioni che anzitutto possano garantire comparti produttivi e interessi dei cittadini. Ma voi sostenete la commissione von der Leyen? Mi pare avete fitto, quindi avete votato a favore. Ma tutti gli stati hanno un commissario. Io ho chiesto a Dombrovskis, ma siete disposti a togliere le multe, a spostare le multe, ad aiutare le imprese? Dombrovskis, che voi sostenete, non noi, ci ha detto di no. Quindi questa Europa, che evidentemente ha una trazione di destra, anche se lo negate, non sta facendo quello che serve ai cittadini. Allora, vi faccio la domanda del semplice. Però devo rispondergli a questo. Una trazione di destra. Allora, Fantocci, un attimo, il tema, volevo dire solo una cosa. E poi rispondo io. Prima ha avuto riguardo al Green Deal. Allora, noi però non dobbiamo sottovalutare quello che è accaduto in questi ultimi anni, cioè noi abbiamo la rappresentazione plastica che stiamo segando il ramo dell'albero dove siamo seduti, perché mentre noi facciamo questi discorsi poi arrivano le alluvioni, le frane e la gente non solo perde i soldi, perde la vita. Quindi noi davanti a questa emergenza dobbiamo fare qualcosa, e qualcosa è quello di agire sull'ambiente, sul migliorare quello che noi dovremmo lasciare poi ai nostri figli e alle generazioni dopo. E va fatto anche con urgenza. È chiaro, è vero che la Presidente von der Leyen è stata votata la volta scorsa grazie ai voti del Movimento 5 Stelle, però è anche vero che lei parlava di questi temi e noi in questa occasione invece non l'abbiamo votata, perché dalla transizione ecologica lei è passata alla transizione militare e noi a questa cosa non siamo disponibili. Però sul tema del Green Deal dobbiamo farcene una ragione, non ci difenderanno più altri, ma difendersi è fondamentale. Sì, ma noi per esempio, attenzione, per esempio io sono uno di quelli che non sono contrario a una difesa unica, ma restiamo sull'auto, perché quello che ci sta sguardando oggi, che si deve comprare una macchina, che macchina mi compro? Un'auto elettrica, un'auto però questa cosa va detta. Perché io devo pagare un'auto elettrica? Sì, però siamo partiti dal Green Deal in più, se la rivoluzione la vuole fare l'Europa. Siamo partiti dal Green Deal, ma andava specificato il motivo per il quale comunque noi questa volta non abbiamo votato a von der Leyen, perché i cittadini non capiscono sul tema. E quindi appare chiaro che su questa vicenda tutti dobbiamo far squadra affinché le cose non accadano più. Una piccola discussione sulla vicenda dell'automotive. Guardate che noi facciamo uscire fuori dal mercato una fetta di Italia che riguarda persone che hanno i posti di lavoro e che hanno un'età media che non potranno più fare nulla. E allora o noi investiamo, come abbiamo proposto noi con il fondo 500, cioè se noi non investiamo su quel settore noi ci troveremo a breve. Siamo già in ritardo, Antonio. Ma appunto, io per questo dico che occorre, ecco perché dico che dobbiamo farlo con urgenza. Ma la soluzione non dobbiamo fare con urgenza, perché se perde il posto di lavoro quella fetta di paese lì, ne troverà un altro. Ma perché la gente deve rinunciare al lavoro che ha per prendere un sussidio e cercare a 60 anni un lavoro che non ha? Il sussidi. Ragazzi, aiutiamo le imprese a costruire auto a costo molto più basso. Ma siamo già in ritardo rispetto ai cinesi che ci stanno invadendo il mercato dell'auto con le auto elettriche. Noi siamo un'eccellenza. Faccio una previsione. Dopo le elezioni tedesche dopo le elezioni tedesche cambierà anche questo in Europa. In che senso? Che queste follie ideologiche probabilmente verranno superate. Cioè non è la componente, ma è naturale. Torniamo al motore endotermico, al gasolio, alla nafta. Questo qui ci stai dicendo. Torniamo a contemperare le esigenze. Le elezioni tedesche ci diranno che non si può fare in 2 anni. Che abbiamo raccontato alle persone che in 5 anni o in 10 anni si cambiava il mondo. 2035 mi pare, 2050, non so 2 anni. No, 2035 lo step. Il 2035 andrà certamente ripensato. Il che non vuol dire fare un passo indietro, ma il che vuol dire accompagnare una strategia di rispetto dell'ambiente con tempi che non uccidano le persone. Noi diciamo di accompagnare esattamente così, mantenendo quegli obiettivi, perché poi se spostiamo il 2035 diventa 2060, 2090, 3000, non faremo mai nulla.
è il momento Ma non di lo possiamo agire. fare sulla pelle delle persone. Lo dobbiamo fare con i sostegni, lo dobbiamo fare con i sostegni pubblici, non con fondi da inventarsi, con fondi che esistono già. 500 miliardi di euro che oggi l'Europa destina alle armi, destiniamoli al settore della transizione energetica. Vedi quanto le persone saranno felici di acquistare le auto a un prezzo ma io credo che anche facendo questo resteremo in ritardo, motivo per cui Trump dice ma non me ne frega niente. Facciamo un grande super bonus per il Green Deal. No, però questo è quello che pensa in questo momento Trump. Noi abbiamo pensato noi abbiamo il petrolio, noi abbiamo la grande industria dell'automobile, non ce ne frega niente di fare le auto elettriche. Queste risorse alle industrie che si impegnano a non delocalizzare, quindi a non spostare le produzioni fuori come hanno fatto in passato per gli errori che sono stati fatti nell'applicazione del Green Deal, per gli errori dell'industria dell'automobile, non certo per l'indicazione che ha dato l'Europa, e poi a non licenziare, perché il grande problema per cui sono scesi in piazza la settimana scorsa migliaia di lavoratori arrivati da tutta Europa, da tutte le industrie dell'automotive, è che si stanno mettendo a rischio le imprese, quindi sono a rischio i posti di lavoro. Non licenziamo, contestavano il Green Deal, i lavoratori sono venuti. Il Green Deal che non ha gli aggiustamenti che pensiamo tutti di fare, perché rispetto alla fondazione c'è stata la pandemia e il costo dell'energia che ha reso tutto molto più complicato. Allora ci fermiamo un attimo alla pubblicità e poi rientriamo all'interno della nostra trasmissione Il Punto dal Parlamento Europeo. Rientriamo ancora all'interno della nostra trasmissione di oggi dal Parlamento Europeo, Il Punto. Siamo andati in pausa parlando del Green Deal, dell'automobile, dell'auto elettrica, e poi diciamo un po' anche qui io rispondo perché fuori onda ne abbiamo parlato con i nostri ospiti, l'onorevole Giuseppe Lupo del Partito Democratico, l'onorevole Giuseppe Antoci del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Ruggero Razza di Fratelli d'Italia, l'onorevole Gaetano Pedullà del Movimento 5 Stelle e l'onorevole Stancanelli della Lega, ovviamente coniugati poi nei gruppi politici del Parlamento Europeo. Le posizioni però sono quelle che insomma, i loro partiti hanno anche nel nostro Paese. Dicevo prima, guardo l'onorevole Lupo, che credo che sia quello che difenda più di tutti il Green Deal in questo caso. Diciamo, l'occasione dell'auto è solamente come dire, un pretesto per parlare di questo Green Deal, perché poi l'auto rappresenta, no, per tante famiglie italiane e siciliane soprattutto, i mezzi di trasporto. Perché mi ostino a parlare dell'auto? Perché da noi non si possono prendere i mezzi pubblici, perché non funzionano. Le nostre grandi città non sono infrastrutturate per avere i mezzi pubblici. Qui in Europa ci si muove molto di più rispetto all'Italia con i mezzi pubblici, noi non ce li abbiamo questa possibilità. Una famiglia è costretta a prendere la macchina e a utilizzare la macchina, ad averne anche due in casa, se non tre spesso, perché c'è la necessità di muoversi. Su questo poi ci potrei mettere anche il ponte sullo Stretto, che è un'altra grande infrastruttura, diciamo che potrebbe interessarci molto, perché noi come isola siamo appunto lontani anche da questi contesti, abbiamo bisogno solamente dell'aereo per spostarci, quindi anche quando i mezzi di trasporto ci sono non riusciamo ad utilizzarli per oltrepassare la nostra isola. Quindi diciamo, la mia domanda era semplice, non è di parte. Cioè, la mia domanda è: perché dobbiamo sostenerlo noi cittadini questo Green Deal? Perché comprare un'auto elettrica costa il 30% in più e l'Europa vuole obbligarci a comprare le auto elettriche entro il 2035? Ma io farei il punto, diciamo. Facciamo il punto, prego. L'obiettivo è tutelare la salute delle persone. Su quello siamo tutti d'accordo. Evitare, no? che possano esserci alluvioni che possano fare decine e centinaia di vittime, come abbiamo visto nei mesi scorsi e negli anni scorsi purtroppo in Toscana, in Emilia-Romagna, nella Germania del Sud, recentemente e tragicamente anche a Valencia. Quindi non possiamo arrivare a negare che c'è un cambiamento climatico che mette a rischio non solo la salute del pianeta in astratto, ma la vita della gente. Quindi bisogna ridurre l'inquinamento, ecco, lo dico in maniera semplice. Il problema è che servono risorse, perché come aiutiamo la riconversione industriale, come evitiamo che il costo gravi solo sul bilancio delle famiglie? Allora io penso che una buona risposta l'abbia data Draghi. Servono investimenti seri, cioè, questa Europa ha bisogno di investimenti importanti. Il Presidente Draghi ha parlato di 750-800 miliardi di euro l'anno per la riconversione delle nostre industrie.
Noi abbiamo bisogno anche di nuove entrate. Allora il tema di fondo è: vogliamo un'Europa più forte, con un bilancio in grado di aiutare di più le nostre imprese, il nostro mondo del lavoro, di fare gli investimenti necessari per ridurre l'inquinamento, la decarbonizzazione e quant'altro, o no? Ecco, io sono per il sì, io penso che abbiamo bisogno di questo. Noi in Commissione Bilancio, il collega Ruggero Razza lo sa perché fa parte con me della Commissione Bilancio, in questi 6 mesi di inizio legislatura abbiamo già dovuto rifondere gli Stati membri per oltre 1 miliardo di euro, ed è solo una piccola parte dei danni causati dalle alluvioni e dalle catastrofi naturali. Quindi o noi investiamo per la tutela dell'ambiente o pagheremo in termini di vite umane e in termini di costi solo per pagare una parte dei danni subiti. Allora questo è un processo che bisogna accompagnare. Poi possiamo discutere di tutto. No, dobbiamo del 2035, del 36, ma che sia un'esigenza e un obiettivo da perseguire, almeno su questo dovremmo essere d'accordo. Io sottoscrivo interamente il ragionamento dell'onorevole Lupo, lo sottoscrivo. C'è un piccolo particolare, e l'ho detto poco fa, fra l'altro, che Draghi ha dato le indicazioni, le ha date benissimo, ma Draghi ha detto, e lo ha ribadito l'onorevole Lupo, ci vogliono 750-800 miliardi l'anno. E non c'è detto dove si pigliano. Non c'è detto dove si pigliano. Il commissario Serafin ha detto di peggio, ci sono cose che si dicono. Allora il problema serio è questo, caro onorevole Lupo. Io sono d'accordo completamente, ma se non ci sono i 750 miliardi, 800 miliardi l'anno, non si possono fare le nozze con i fischi secchi. Qua c'è un problema serio, lo diceva l'onorevole Andoci, di occupazione. La gente viene licenziata perché manca la produzione. Questa è la realtà. Io voglio spostare, abbiamo parlato molto di automobili, voglio spostare il campo sull'agricoltura, forse perché me ne interesso molto in questo momento in quanto sono in Commissione Agricoltura. Ci illumini? Ma voi, io studio, non entro a illuminare. Io dico questo, ma è possibile che il Green Deal ha pensato che gli agricoltori sono i responsabili della malattia della terra? Gli agricoltori. E come non è vero? Hanno dato, ma no, te lo dico io, vengono dati i soldi a chi non coltiva. Ragazzi, ma è così. Allora io voglio, ma perché c'è stata la rivolta dei trattori? Che vuol dire vengono dati i soldi? La rivolta dei trattori, secondo voi è stata una cosa così? La rivolta dei trattori è stata una reazione non soltanto degli italiani, dei tedeschi, degli spagnoli, dei francesi che sono venuti a Bruxelles perché non ne possono più, perché c'è stato lo spostamento, chiamatelo come volete, dei centristi, dei popolari che hanno capito queste difficoltà. Poco fa l'onorevole Razza diceva: vedete cosa succederà dopo le elezioni tedesche. Certo, se le elezioni tedesche vincono i popolari, cioè la CDU, ci sarà un ripensamento a livello europeo non del Green Deal come obiettivo, ma del Green Deal come percorso. Come step. Quella verità, cioè io voglio essere, io veramente non sono coerente. Ma non è che vuol dire? No, perché poi non è io sono sempre noi dobbiamo Stancarelli, lei mi conosce da tanto tempo, anche gli altri lo spiegano. Io sono sempre per la pragmaticità. Cioè, io vorrei che il nostro telespettatore che ci sta guardando capisca perché vengono dati soldi per non coltivare le terre. Io l'unico cosa che ho conosciuto me l'ha fatta conoscere lui con la mafia dei perché sono previsti contributi per non pagare, invece la gente. E perché non si dovrebbe coltivare la terra? Perché pensano che possa inquinare, perché non si posso più allevare, Io sono contro gli allevamenti intensivi, ma qua non voglio gli allevamenti intensivi, io sono contro anche, ma non voglio perché inquina, perché il maiale, inquinare la terra, ma non è possibile, non è possibile questo non è possibile. E poi c'è un altro aspetto che affronteremo nei prossimi giorni, il Mercosur. Sapete cosa succede? Che noi per garantire, e sono d'accordo di nuovo con il Lupo, la salute dei nostri concittadini, l'Europa ha messo delle regole addirittura pesanti, ma
ci sono. Per ora andiamo a fare gli accordi commerciali con il Mercosur, cioè con i paesi del Sud America, dove queste regole di sostenibilità non esistono. Quindi possiamo importare, i nostri agricoltori pagheranno il dazio, non i dazi che mette Trump, il dazio vero, perché arrivano materia a basso costo, senza nessun controllo dal punto di vista sanitario, e noi siamo costretti a tutte le regole bellissime che facciamo per proteggere la nostra salute, e facciamo bene, però poi facciamo entrare nei nostri paesi, cioè in Europa, che cosa? Tutte le schifezze del mondo. È possibile questo? Onorevole Lupo, onorevole Ndoci, solo un secondo, sapete perché è bello ma non balla questo discorso? Perché gli accordi Mercosur sono drammatici, noi li osteggiamo in ogni modo. Anche noi. Però voi siete contro von der Leyen e siete poi col governo Meloni. Meloni dice no al Mercosur e poi sostiene von der Leyen. Volete essere coerenti per una volta? Ma siamo coerenti? Che noi non abbiamo votato non abbiamo votato la von der Leyen. Eviterei di fare il conto di quanti governi ha fatto il Movimento 5 Stelle. Stiamo parlando adesso di coerenza in agricoltura. Cioè, voglio dire, no, non la dobbiamo buttare in casa. L'agricoltura è una grande risorsa. Ma non a chiacchiere. Quei cittadini che ci ascoltano vogliono sapere perché non devono coltivare la terra. Io dico, perché è una minchiata. Non è che ci vuole assai. Perché chi ha previsto una cosa del genere. Il tema è, recupero in 30 secondi quello che diceva poco fa Peppino Lupo, perché davvero mi ci ritrovo. Non c'è dubbio che l'obiettivo di una politica a tutela dell'ambiente sia un obiettivo universalmente riconosciuto. Non c'è dubbio che la decementificazione in alcune aree, e in Italia ce ne sono state diverse fortemente cementificate, prima hai fatto riferimento per esempio all'alluvione dell'Emilia-Romagna, l'Emilia-Romagna è la regione più cementificata d'Italia. Per converso ci sono tanti problemi, anche perché nel passato, anche qui un po' di mea culpa di tanti, magari le risorse per la prevenzione non venivano considerate una priorità, e quindi tutela del territorio, rispetto del territorio, salvaguardia di tutte le misure antidissesto idrogeologico, definizione di una pianificazione urbanistica che tenga cura e rispetto dell'ambiente è certamente un obiettivo. Dov'è il dato ideologico? Che vedi, quando tu dici voglio fare le auto solo elettriche ed escludi per una scelta ideologica tutti i combustibili a basso inquinamento, non ti sei posto più nel tema di voler raggiungere un obiettivo, ma hai inserito un impegno ideologico all'interno di un fatto politico che ha portato a un effetto, l'effetto che tutta l'Europa oggi si trova in crisi. Allora, salvaguardiamo l'obiettivo, cerchiamo di partire dalla tutela e dal rispetto del nostro territorio. C'è una proposta, noi entrambi siamo in Commissione Bilancio, che penso sia di buon senso, che è quella lì di costituire nel nuovo quadro finanziario pluriennale un fondo per la prevenzione ed un fondo che si occupi dell'adattamento al clima. Questo è il Green Deal che può piacere a tutti, perché è un Green Deal che fa un investimento sano. Per il resto accompagniamo le scelte industriali, coinvolgendo anche il mondo industriale, perché se le 3 confindustrie di Italia, Francia e Germania si riuniscono a Parigi e chiedono ufficialmente alla politica europea, alla Commissione europea, di ripensare le strategie degli ultimi 5 anni, perché se no non reggiamo, perché se no cala la produttività, perché se no si perdono posti di lavoro, noi non possiamo girarci all'altro lato. Mi sembra di buon senso, no, questo ragionamento. Sì, io vorrei al dire, di là del colore politico, tornando al tema trasporti, tu facevi anche una battuta, ma è vera, potenziare i trasporti e i servizi pubblici. Dei 750 milioni di RRF, di PNRR già disponibili, circa 750 miliardi. Circa 100 miliardi sono destinati al potenziamento del trasporto pubblico. Utilizziamoli bene, facciamolo, perché per libera scelta è giusto che le famiglie possano decidere di avere un'automobile, se ovviamente è un loro diritto, ci mancherebbe, anzi dobbiamo aiutarle, ma che non diventi una costrizione, un obbligo, perché mancano una necessità assoluta, perché mancano i mezzi pubblici di trasporto, perché mancano le ferrovie, perché mancano
Allora, già abbiamo in Europa questi 100 miliardi da utilizzare bene per potenziare il sistema del servizio pubblico dei trasporti, soprattutto ferroviari, che sono quelli che inquinano meno. Facciamolo. Non è vero che non ci sono risorse. Noi siamo fermi a una Catania-Palermo. Io però vorrei rispondere anche un po' all'onorevole. Perché ho capito, ma siamo sempre. Fanno l'osservazione che in questo ho capito, ma bisogna solo spenderli perché i soldi ci sono. Noi siamo a perché altri paesi spendono? Quest'anno abbiamo Agrigento, capitale. Però se da qui noi vogliamo andare, se da Strasburgo vogliamo arrivare a Parigi, in 1 ora e mezza si va in treno. Allora il problema è farlo anche in Sicilia. E farlo anche in Sicilia. Il tema è che scommetto di essere l'unico a questo tavolo ad avere questa, cioè una tessera del trasporto pubblico. Ma di dov'è? Questa è il trasporto pubblico di Milano. L'onorevole Pedulla tende a tornare alla vecchia professione, quindi pensa di fare il conduttore e si prende la parola quando vuole. Ti vorrei ricordare che sei un deputato, quindi stavo parlando io. Quando tornerai a fare il conduttore, poi credevo se avessi vorrai... completato e ti chiedo scusa se ti ho tolto la parola. Però siccome parlavi di europea mi piace, vabbè. Io sostengo. Non ho finito comunque. E allora sostengo dopo. Facciamo finire l'altra cosa, e poi ovviamente sarà un piacere ascoltarlo. Andiamo al piano Draghi. Servono 750-800 miliardi l'anno di euro, ma non per il Green Deal, per salvare l'Europa e gli Stati membri, perché o l'Europa è competitiva e l'Italia è competitiva, o l'Italia da sola non si salva. Questo vorrei fosse chiaro. Intanto Draghi non parla di 750 miliardi di fondi pubblici, ma fra pubblici e privati. E poi io inviterei anche gli Stati membri a fare una riflessione. È possibile mettere in comune alcune risorse e alcune spese, forse risparmiando a carico dei bilanci degli Stati membri? Io penso di sì. Quindi non si tratta di caricare centinaia di miliardi in più di imposte sulle tasche delle famiglie e dei cittadini, ma fare una politica finanziaria nuova, mettere in comune risorse e politiche, far avanzare il processo di integrazione dell'Europa. E poi forse si può anche pensare a un fisco europeo più giusto. Non è giusto che in Europa ci sia chi paga più tasse e chi paga meno tasse, ci sono ancora paradisi fiscali. Basta, allora questo deve essere il nostro obiettivo. Così come non è giusto che, ad esempio, su alcuni grandi guadagni, su alcuni grandi profitti, non ci sia un'imposta in Europa. Penso alle grandi transazioni finanziarie che non vengono colpite. Ci sono tante riflessioni da fare. Io penso che però dobbiamo lavorare insieme per un'Europa più forte, perché se l'Europa è più forte, l'Italia è più forte e miglioriamo la qualità della vita dei nostri concittadini. Quindi non un'Europa che decide in maniera come dire, con pregiudizio. In Europa intanto sfatiamo subito questo mito. Il Parlamento siamo noi e in Europa non si decide nulla se tutti gli Stati membri non decidono all'unanimità. Quindi l'Europa... I paesi hanno pesi diversi, lo basta uno dei 27 paesi che all'interno del Consiglio si oppone, siccome si decide all'unanimità non si decide più nulla. Quindi non diciamo che l'Europa è matrigna, che l'Europa però, insomma, gli interessi massacra gli interessi degli Stati membri. La tessera se non c'è l'accordo degli Stati membri, compresa l'Italia in questo momento, l'Europa non è in grado di decidere nulla e questo secondo me è per un limite. Pedulla, posso spiegarci la tua tessera, non è la mia intenzione. C'è voglia di fare questo. Ma no, il tema è un altro, tutto vero, tutto giusto. Poi però se le risorse che abbiamo, anziché destinarle a rafforzare i trasporti pubblici, e in Sicilia quanto ne avremmo bisogno, le buttiamo sul ponte perché bisogna fare un grande spot, anche questa certa politica. È che tu abiti al nord, sì, è proprio perché abito al nord, dove soldi ne buttano altrettanti quanti ne buttano certi governanti in Sicilia, dico spendiamo meglio i soldi che abbiamo. Quindi l'Europa, che può essere matrigna ma può essere anche la soluzione del problema, oggi l'Europa è in parte una parte del problema, noi vogliamo cambiare e in questo senso quando
sosteniamo che sulle politiche dell'automotive vanno dati soldi che oggi si vogliono destinare alle armi, destiniamole alle imprese per fare in modo che i cittadini non paghino questo accompagnamento, quindi veniamo sul meno quale agli siamo obblighi tutti d'accordo. Veniamo meno agli no, obblighi gli obblighi internazionali noi li vogliamo rispettare. Guarda che Trump che vuole uscire dagli accordi di Parigi, vuole uscire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, vuole uscire da tutto. Dopo Antoci parlo di una cosa. No, volevo chiedere però a Stancanelli una cosa. Qualche giorno fa il segretario regionale del suo partito, la Lega, diciamo, a una convention regionale con Cateno De Luca, si è preso i fischi perché ha detto... Il segretario regionale? Regionale, il coordinatore regionale. Ha sbagliato sicuramente. È risolto il problema. Non ti faccio fare la domanda. Cosa ha detto? Vabbè, togliamo i soldi alla sanità per... Prima il ponte, poi gli ospedali. Non era sereno. Non era prendiamo atto ovviamente di questa questione. L'onorevole Lupo avrebbe detto immagino che non ha detto così, forse voleva significare, perché lui si sarà distratto un attimo. Si era distratto, ma avrebbe detto sì. Senta, onorevole Lupo, invece ne approfitto se restiamo un po' in temi regionali, ma diciamo, questo Partito Democratico litigate sempre, insomma, che succede? Ci vogliamo bene, una corrente qui in Europa, no? Con l'onorevole Bonaccini, un'altra è segretario. Ma per fortuna a livello nazionale il Partito Democratico è unito. Purtroppo non sempre sui territori. In Sicilia in questo momento abbiamo un dibattito interno sull'opportunità di eleggere il nuovo segretario regionale con le primarie aperte agli iscritti, agli elettori, quindi non solo dei tesserati, ma anche dando la possibilità di voto agli elettori, oppure no. C'è chi pensa che invece il segretario nuovo debba essere eletto solo dagli iscritti del partito. Io sono per la prima tesi, sono per le primarie aperte, ma rispetto l'opinione di tutti. Ecco, quello che mi auguro è che nel partito prevalga il buonsenso e insieme si trovi una quadra per dare un nuovo gruppo dirigente al partito, magari aiutando anche i giovani a farsi avanti, che ne abbiamo bisogno. Io apprezzo lo stile dell'onorevole Lupo. Ha detto c'è un dibattito aperto, altro avrebbe detto c'è una scerra enorme, invece un dibattito aperto è lo stile felpato, edulcorato. Lo apprezzo. Grande stile dell'onorevole Lupo, per carità, grande stile. No, ma questo apre poi a volte un po' si esagera, diciamolo pure. Gliel'abbiamo fatto dire. Esageriamo, abbiamo anche il dovere di chiedere scusa. È giusto, come ha fatto prima anche il coordinatore, no? Diciamo che strofato in qualche modo con le parole dell'onorevole Stancanelli. Questo perché? Perché si apre anche poi alle alleanze. Poi ci sono due esponenti importanti del Movimento 5 Stelle, questo campo largo sembra non voler mai allargarsi, in realtà sembra quasi non esiste, no? Come mai? Io penso che questo sia un valore e non un disvalore, perché il non allargarsi? Il fare degli accordi politici che partano dalle idee, da quelli che sono i programmi, da quelli che sono gli intendimenti. Abbiamo citato prima che noi abbiamo appoggiato la von der Leyen, oggi non l'abbiamo appoggiata più perché quei programmi di cui lei parlava non ne parla più, addirittura per certe cose le tradisce. Allora il tema è che partire dai programmi significa che sedersi a un tavolo di cosa si vuole fare della Sicilia, di cosa si vuole fare del paese, e io penso che l'approccio che noi abbiamo e che il Presidente Conte ha è un approccio giusto, che è quello: discutiamo di cosa dobbiamo fare da grandi, dopodiché ci sediamo a un tavolo e decidiamo chi lo deve fare. Io penso che questo debba essere, a mio modesto avviso, il minimo sindacale di una coalizione che ha l'ambizione di far ripartire e accompagnare la nostra però Sicilia, questo atteggiamento non rischia di mettere in crisi anche l'elettorato? Perché alle ultime regionali avete lasciato il PD. Ma noi abbiamo avuto un esempio plastico nelle regionali scorse. Noi abbiamo fatto degli accordi in Sardegna, per esempio, la nostra Presidente è una nostra Presidente, come in altre regioni, dove si è partiti dai programmi, insieme si è fatto un percorso, a volte si vince, a volte si perde, però io penso che anche quando si perde difendendo le proprie idee non è un disvalore.
Cioè, il centrodestra tutto gli si può dire, fuorché non si ritrovino uniti. Non si ritrovino uniti al momento della competizione elettorale. Il libro di sempre Salvini sulle chat a destra, come dire, racconta. Dimostreremo che non è così. Diciamo che a destra gli elettori a volte sono più di bocca buona e quindi il potere tiene unito anche grandi divisioni. A sinistra, o comunque nell'area oggi di alternativa a questo governo, pretendiamo che, come dire, prima si affrontino i temi e poi si vedrà. A destra si sta insieme perché il potere unisce. Certamente poi leggiamo le intercettazioni, la chat interna. Parliamo di intercettazioni perché sennò apriamo un capitolo qua. Sono le comunicazioni, sono le chat e si scopre che il sottosegretario della Presidenza del Consiglio Fazzolari definisce Salvini bimbo minchia piuttosto che il libro in libreria non spoilerò oltre, se no poi non vende. Razza, allora qua le tocca diciamo che il sottosegretario della Presidenza del Consiglio in quel caso magari era infastidito del fatto che una parte del centrodestra fosse al governo col Movimento 5 Stelle, non era proprio un momento di unità, però scherzi a parte io penso che quello che unisce il centrodestra in questo momento, e non solo in questo momento ma da 30 anni a questa parte, è una medesima visione della vita, una compatibilità programmatica molto forte e poi anche la sensazione, in Sicilia è capitato solo una volta, che una divisione ha un unico effetto, quello di favorire la vittoria dell'avversario e magari capita che l'avversario ti batte solo perché quella divisione non si è stata capaci di evitarla. E allora io penso che questa esperienza e anche l'esperienza regionale sia stata molto chiara per le forze politiche del centrodestra, si sta lavorando bene assieme, si continuerà a farlo. Allora, proprio in questi giorni Schifani, diciamo, ha detto serenamente, dice io proseguirei volentieri questa esperienza da Presidente della Regione. Io parlo con lei che è probabilmente uno dei politici più vicini a Nello Musumeci che questa possibilità non l'ha avuta, diciamo, in qualche modo. Ma il Presidente Schifani ha detto una cosa molto giusta, io penso che abbia ragione, e ha detto che la continuità amministrativa e la continuità politica è un valore. Oggi noi abbiamo grandi presidenti di regione, di centrodestra e di centrosinistra che si pongono il problema del terzo mandato. Noi probabilmente abbiamo avuto anche la difficoltà a portare avanti i programmi di governo in questi anni perché la Sicilia non ha mai avuto nemmeno il secondo mandato dal 2001, quando c'è stata l'elezione diretta del Presidente della Regione. Se noi pensiamo che il ciclo medio di realizzazione di una grande infrastruttura è tra i 7 e i 10 anni, gli altri tutti, tanto nel centrodestra quanto nel centrosinistra, hanno avuto di fronte la possibilità di portare un programma avanti. Quindi io penso che il Presidente della Regione abbia avuto molto ragione per quello che ha detto e ha avuto anche molto ragione a dire che in ogni caso per una regione come la Sicilia 10 anni non bastano e quindi serve una presa di consapevolezza. Cioè siamo contenti, se è un valore la continuità amministrativa condivido. Io non penso che ci siano 10 anni di disastri. La continuità però produce risultati. La Sicilia cade ogni anno di più. Hai ragione, questo non è vero perché la Sicilia oggi è la regione italiana che cresce di più come PIL. È una regione, noi abbiamo ereditato anche i dati dell'occupazione, una regione sempre colpa non è colpa degli altri. Prima abbiamo parlato di soldi europei, quando noi ci siamo insediati come governo, do un dato, abbiamo trovato 7 milioni su 4 miliardi e 300 di spesa certificata, alla fine i due governi, no, non era all'inizio, la programmazione era andata avanti a 3 anni, in 3 anni si erano certificati solo 7 milioni, però vedi, questo ci porta lontano. Io penso che non è il momento, peraltro io non ho nessun ruolo tra virgolette dirigente nel mio partito per occuparmi di queste cose. Se il Presidente della Regione dice una cosa che io condivido perché la condividevo quando ho avuto quella responsabilità di governo, cioè, diciamo, per coerenza, mi sembra una cosa di buonsenso. Poi non sempre la politica sceglie la coerenza e questo lo scopriremo. Stancanelli e poi Lupo. No, io volevo fare una considerazione rispetto all'analisi che ha fatto l'onorevole Pedulla. Il centrodestra stanno assieme perché c'è il potere, il centro-sinistra discute. Ma io vorrei dire invece un'altra cosa, un pochettino più delicata. Io sono convinto che invece il centro-sinistra, e ovviamente il partito maggiore del centro-sinistra è il PD, secondo me è un consiglio non richiesto e quindi è gratuito e può non essere ascoltato. Ha perso, lo dicevo poco fa quando non eravamo in trasmissione, ha perso il motivo della sua esistenza.
da sempre la sinistra ha rappresentato determinati valori, si possono condividere, si possono non condividere, i valori della socialità, del proletariato, io ricordo, era questa. Oggi secondo me, ripeto, io non entro nelle polemiche regionali, non mi interessano, secondo me la sinistra oggi si è più indirizzata verso una difesa non i diritti, perché i diritti siamo tutti per i diritti, ma per una falsa idea dei diritti per cui l'unica bandiera è quella, le minoranze, che vanno rispettate, ma non si può fare di un partito di massa, qual è il Partito Democratico, non il Partito Democratico che è l'erede di due grandi tradizioni italiane, infatti, quella comunista e quella democristiana, invece è diventato il partito che va incontro soltanto al modernismo. Ecco, questo secondo me fa... abbiamo qui l'onorevole Lupo, insomma, glielo diciamo, non possiamo rispondere, magari è anche abbastanza riflessivo, conosce ovviamente. Nelle grandi aree urbane, non nei centri storici, nelle ZTL, la gente vota a destra, il proletariato vota a destra. Perché? Perché secondo me quella che era l'anima, tra virgolette, sociale, io appartengo anche a una tradizione sociale, pur essendo a destra, la mia tradizione di destra, di movimento sociale è proprio sociale, però il Partito Comunista, i partiti della sinistra, io non so cosa sono, i 5 Stelle non l'ho capito, sono sinistra. Progressisti indipendenti. Progressisti indipendenti, perfetto. Ma io mi sto rivolgendo a loro, perché se non c'è il PD forte... Pedulla c'è sempre la risposta, scusate, però dove lo tocchi suona Pedulla, mi sto rivolgendo a loro, sto facendo questa analisi che può essere completamente non accettata, perché se non c'è un partito democratico forte non esiste il centro-sinistra, quindi è inutile che siete Onorevole Stancanelli, dobbiamo chiudere, se no qua ci mandano... È allora, Lupo. Noi lavoreremo per accontentare l'onorevole Stancanelli, per fare il PD più forte, in grado di costruire un'alternativa alla... Però deve votare per voi, poi una volta che lo fate deve votare per voi. Scusami, non dovete accontentare me, una grande democrazia gode dell'alternanza. Noi riteniamo di essere il partito dell'equità, della giustizia sociale, il partito che ha attenzione alle fasce sociali più deboli. No, con i fatti lo dimostro con riferimento a quello che si diceva prima: l'economia siciliana cresce, l'occupazione migliora. Aggiungo, grazie agli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e lo voglio ricordare in questa sede, siamo qui a Strasburgo nella sede del Parlamento Europeo, grazie anche a un grande uomo che è stato Davide Sassoli, presidente di questo Parlamento, che è stato uno dei padri del PNRR, investimenti comuni per ridurre le diseguaglianze di genere. Qui siamo 6 uomini, non va bene, mancano le donne, è ancora un grande obiettivo ridurre la riduzione delle diseguaglianze di genere, diseguaglianze territoriali, squilibrio nord-sud crescente, diseguaglianze sociali, troppi poveri, troppa gente che non ce la fa. Allora dobbiamo portare il lavoro dove ci sono i disoccupati. Il lavoro si crea con l'impresa, con le infrastrutture. A questo serve l'Europa, agli investimenti comuni che possono e devono aiutare le aree più svantaggiate del nostro continente. Però ha fatto lui un riferimento molto preciso, no? Diciamo, al tipo di elettorato a cui si sta indirizzando ormai da qualche anno il PD. Cioè, ha perso di vista quello che era il core business, chiamiamolo così, vogliamo essere il Partito Democratico, del lavoro, cioè la scuola, il lavoro, dei lavoratori, ovviamente della scuola, adesso ovviamente dei giovani. Se ne sia andato penso che dobbiamo dare una svolta al partito in Sicilia, perché quel PD che oggi descrive l'onorevole Stancanelli molto ingenerosamente, mi permetto di dire, ma ovviamente l'ho detto non è il PD dell'Emilia Romagna che ha vinto le elezioni anche alle ultime, e allora si può fare. Allora, così come il PD a livello nazionale ha ottenuto il 24% per le elezioni europee, invece il PD in Sicilia ha ottenuto il 14%, evidentemente c'è qualcosa che non va nel PD in Sicilia. In Sardegna il Partito Democratico ha ottenuto alle elezioni europee il 24%, in Sardegna, in Sicilia il 14%, e in Puglia siamo andati oltre il 30%. Lei dice c'è una questione territoriale che si deve sistemare. Purtroppo c'è un dato che io penso in Sicilia è particolarmente critico. Penso che a livello nazionale, grazie anche agli Schlein, c'è un rilancio forte del Partito Democratico. Io sono convinto
che siamo in grado di costruire un'alternativa alla destra, dobbiamo lavorare di più sul radicamento territoriale, sugli amministratori locali, sulle comunità locali, sui territori. Penso dobbiamo dedicare maggiore attenzione anche a quella popolazione che probabilmente non sente il Partito Democratico vicino, sicuramente fuori dalle ZTL, nelle periferie, nei comuni dell'entroterra. C'è molto lavoro da fare, lo faremo, lo riconosco, è il nostro impegno farlo. Allora siamo quasi al termine, Antoci, volevo chiudere con lei, anche perché volevo un attimo con lei affrontare anche un tema che è quelli che diciamo, lei ha molto a cuore, ci segue molto, il tema della criminalità, diciamo, tutto quello che sta attorno al mondo appunto della sicurezza anche in qualche modo, perché anche qui diciamo, ci si è evoluti. Diciamo, gli affari illeciti di piccolo cabotaggio ormai si sono trasformati in affari internazionali che interessano spesso più paesi e che camminano insomma, su tratte, su orbite che sono totalmente anche incomprensibili spesso al piccolo diciamo, criminale. No? Cioè, sì, diciamo su questo si muovono anche le giustizie europee, ecco, forse servirebbe in questo caso. Diciamo che intanto e poi chiudiamo perché mi sa che l'onorevole Lupo diceva giustamente l'Italia sta ripartendo a poco grazie a tutti questi cantieri che vengono fuori dal PNRR, e quindi il ricordo di David Sassoli è necessario, opportuno, giusto e ce l'abbiamo nel cuore tutti noi. Va ricordato anche che quei fondi arrivano in Italia per il grande impegno di un Presidente del Consiglio dei Ministri che gli è stato riconosciuto proprio da David Sassoli, che si chiama Giuseppe Conte. Quindi oggi noi i cantieri che ci sono in Italia e la ripartenza li dobbiamo, come dire, al combinato disposto di due grandi uomini dello Stato che hanno portato avanti un lavoro importantissimo anche insieme. Fatta questa premessa è chiaro che anche su questi temi dobbiamo stare attenti alle infiltrazioni della criminalità, che non è più un tema ovviamente italiano, no? Il crimine transnazionale è una cosa che noi dibattiamo molto spesso qui in Parlamento europeo, è una cosa sulla quale si sta lavorando nelle commissioni ed è chiaro che il rischio di infiltrazioni è importantissimo, non lo dico io. Europol ci ha detto che abbiamo l'86% della criminalità organizzata europea che si infiltra nell'economia legale. Quindi cosa significa? Vuol dire che si infiltra nei fondi che vengono erogati agli Stati membri. Su questo tema è importante fare squadra, anche comprendendo che ci sono delle norme che devono anche tutelare gli amministratori che poi vanno a gestire non solo le stazioni appaltanti e tutto quello che sta avvenendo fuori PNRR. E per esempio il tema dell'abuso d'ufficio è un tema sul quale bisogna riflettere molto. Noi non abbiamo più l'abuso d'ufficio e questo a mio parere è un errore. Andava bene come era prima, questo non lo so, probabilmente magari andava modificato. Però i reati, insomma, là ci sono i numeri che divergono dalla sua interpretazione. 90% di assoluzioni. Assolutamente, ma però non dobbiamo confondere una a volte errata applicazione col fatto che oggi un cittadino si deve trovare con uno che ti fa vincere un concorso alla nipote e non a un altro e non paga nulla, abusando del suo ufficio, o un tecnico comunale che fa... Io sto dicendo un'altra cosa e voi sapete io non sono né giustizialista né manettaro, anzi tutt'altro. Dico che c'è un tema che va risolto e forse l'Europa questo lo risolverà. Stamattina lo diceva il presidente della Busia in una intervista televisiva. Allora perché dico questo? Perché è chiaro che noi una tutela la dobbiamo porre a questa vicenda, altrimenti rischiamo di tornare indietro anni e avere foraggiato una parte della criminalità organizzata. Su questa vicenda dobbiamo fare squadra. Poi è chiaro che bisogna investire sulle agenzie, quindi le agenzie che abbiamo, Europol, Eurojust. Su questo mi pare che l'Europa, un po' tutti siamo d'accordo, che vanno portate avanti in maniera seria. Su EPPO, coordinando meglio, diciamo, le azioni con le procure dei territori, soprattutto con le DDA, però vorrei anche ricordare anche l'ultima cosa, se mi consente, che oggi in questi... l'operazione di Palermo, ovviamente facciamo i complimenti al procuratore De Lucia, alla sua squadra, i carabinieri hanno
sgominato e hanno ripulito con un'importantissima operazione antimafia una parte della nostra bella Sicilia. Cosa viene fuori da quella vicenda? Non viene fuori quello che diceva un ministro della Repubblica imbarazzando l'Italia, che i mafiosi non parlano al telefono. Ma viene fuori che i mafiosi non solo parlano al telefono, ma ci parlano dentro le carceri. Allora noi ci dobbiamo porre un tema. Però quando parlano al telefono parlano di Giorgia Meloni come un nemico da abbattere, quindi probabilmente noi siamo dalla parte giusta. Ruggero, ma nella storia hanno parlato di tante persone da abbattere, ne hai a fianco qualcuno che stavano proprio abbattendo, quindi figurati se io non sono d'accordo per chi li combatte e non sono d'accordo che il 41 bis va migliorato. Io sto parlando di un tema dove bisogna usare cautela quando si trattano determinate cose e quando si dicono determinate cose, perché poi arrivano indagini di questo genere e ci interrogano, e mi pare che le dichiarazioni sono state anche corali di tutti: attenzione, non tocchiamo certi strumenti. Attenzione, non tocchiamo certi strumenti, e se non vanno toccati certi strumenti io mi aspetto che prima di, come dire parole in libertà, soprattutto quando c'è di mezzo la vita delle persone, si stia cauti. Lo dice uno che quando si dicevano che le intercettazioni telefoniche non servivano, a un collega del nostro conduttore, quando mi ha chiesto cosa ne pensasse, ho detto che se fosse stato in quel periodo qualche altro ministro, considerato che la magistratura mi salva la vita per aver intercettato un SAM di mafia che erano pronti a colpire, io non sarei qui a parlare. Il tema, quello che voglio dire è su questa vicenda bisogna fare squadra al di là delle se c'è una cosa bella è che nei confronti della lotta alla criminalità organizzata c'è sempre stata unanimità politica. Dico anche che da quello che abbiamo letto dai giornali in questi giorni dopo l'operazione di Palermo, quasi tutta questa attività di indagine si è dispiegata negli ultimi 2 anni. Quindi diciamo anche che non ci sono stati strumenti legislativi messi a disposizione da questo governo e da questa maggioranza che hanno impedito l'attività investigativa, e anche io mi unisco, come tu hai fatto, al plauso grandissimo per la Procura di Palermo, per il procuratore De Lucia. Rischiate di complicare le cose. Allora, dobbiamo fermarci. Se apriamo il discorso della giustizia, non apriamo la questione della riforma della giustizia. Quella porta, ma la porta c'è, l'apriamo un'altra volta, perché sennò facciamo promettere di ritornare qua e di parlare di temi di riforma della giustizia. Facciamo contento il conduttore che ha il piacere di tornare sempre a Strasburgo. Guarda caso, veramente. Bene, lo invitiamo noi. Allora, vi ringraziamo. Ringrazio l'onorevole Giuseppe Lupo del Partito Democratico, ringrazio l'onorevole Giuseppe Antoci del Movimento 5 Stelle, ringrazio l'onorevole Ruggero Razza di Fratelli d'Italia, l'amico prima e poi l'onorevole Gaetano Pedullà del Movimento 5 Stelle e l'onorevole Raffaele Stancanelli della Lega. Grazie ai nostri telespettatori per essere stati con noi, per aver condiviso anche questo aspetto diverso, questa location diversa della nostra trasmissione. Da qui, dagli studi del Parlamento Europeo di Strasburgo, è tutto. Allora, grazie e l'appuntamento ovviamente la prossima settimana, in versione classica con Il Punto. Ciao a tutti.